sono degno di essere qui, ho abbandonato la tua casa, ho dissipato i tuoi beni, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Cari amici, buonasera e bentrovati. Proseguiamo il nostro cammino di ascolto e meditazione della parola di Dio in questo tempo di Quaresima che ci chiede davvero di far entrare la parola di Dio nella nostra vita per lasciare che sia questa parola a illuminarla e a indicarci anche quei sentieri, quei passi di conversione che ci permetteranno di arrivare davvero rinnovati alla celebrazione della Pasqua. Vogliamo cominciare questo tempo, questo momento, invocando la benedizione del Signore su di noi, perché davvero tutto ciò che facciamo, tutto ciò che ascoltiamo, possa trovare in Dio la fonte e in Dio anche la meta del nostro cammino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per il dono della parola di Dio, che ci svela il tuo volto e che mette dentro al cuore di ciascuno di noi il desiderio di seguirti. Ti chiediamo di mandare su ciascuno di noi il dono dello Spirito Santo, perché il nostro cuore sia accogliente verso questa parola e pronto a compiere passi di sincera conversione. Te lo chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il brano che ascoltiamo e che mediteremo questa sera è il brano del Vangelo che ascolteremo domenica prossima e che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Il brano che abbiamo sentito e che la liturgia ci propone è l'ultima parte di un lungo dialogo che Gesù ha con un personaggio importante, questo Nicodemo, che l'Evangelista Giovanni descrive come uno dei farisei, uno dei capi dei giudei. Quest'uomo, approfittando del buio e del silenzio della notte, va da Gesù. È facile immaginare la sua paura, perché questo gesto rischia di comprometterlo agli occhi dei suoi amici, dei suoi conoscenti. È facile anche immaginare però il desiderio che quest'uomo ha di incontrare questo giovane rabbi, Gesù. Nicodemo si mostra alla ricerca della luce, desideroso di incontrarla, e ha intuito anche chi può dare a lui questa luce.
Il dialogo, dicevo, è abbastanza lungo, è anche articolato e colpisce che Nicodemo faccia molta fatica a capire quello che Gesù gli sta dicendo. Però il seme, potremmo dire così, è gettato e a partire da questo seme la relazione tra Nicodemo e Gesù inizia e prosegue. Nel corso del Vangelo di Giovanni, Nicodemo seguirà, anche se a distanza, la vicenda di Gesù. E allora proviamo a vedere in quali altri momenti compare e che cosa questo ci può dire. Lo troviamo una seconda volta mentre i capi dei sacerdoti e dei farisei discutono tra di loro, ascoltano le testimonianze di alcune guardie che erano state mandate a seguire Gesù e che ritornano meravigliate del suo insegnamento. I farisei si scandalizzano di tutto questo e solo Nicodemo ha il coraggio, con una certa timidezza, di difendere Gesù e di ricordare che, secondo la loro legge, nessuno può essere condannato senza prima averlo ascoltato, senza prima aver giudicato le sue opere. A queste parole di Nicodemo viene subito tacciato di essere ignorante e viene zittito. Nicodemo appare poi una terza volta alla fine del Vangelo. Sarà lui, insieme con Giuseppe di Arimatea, colui che toglierà dalla croce Gesù, lo avvolgerà in un lenzuolo, in un sudario e lo metterà nel sepolcro. Anche questo episodio, curiosamente, avviene di nascosto per timore dei giudei. Questa è l'annotazione che fa l'Evangelista Giovanni. L'Evangelista ricorda anche che anche tra i capi molti credettero in Gesù, ma a causa dei farisei, cito, non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Ecco, fra questi è facile immaginare che ci sia anche Nicodemo, che mostra un atteggiamento, potremmo dire, un po' ambiguo, una fede a metà, una ricerca e un desiderio di ascoltare Gesù che è sincero e che però non riesce a tradursi in scelte concrete, in una decisione di vita definitiva. Credo che sia bello confrontarci con questo atteggiamento per aprire il nostro cuore, provare a scoprire anche quando noi viviamo una fede ambigua, una fede che definisco a metà. E mi permetto di suggerire 3 aspetti. La nostra fede è a metà quando rischiamo di viverla più come una maschera da indossare all'esterno per mostrarci belli e santi, puri, ma se osserviamo con attenzione vediamo anche che non è il criterio da cui partono le nostre scelte. Quello che facciamo normalmente, quello che pensiamo quotidianamente, quello che diciamo in realtà non obbedisce alle logiche della fede, alle logiche dell'amore, obbedisce ad altre logiche, ad altre mentalità che non hanno nulla a che fare con il pensiero di Gesù e con l'amore tenero e misericordioso del Padre. Un secondo suggerimento: la fede nostra può essere a metà anche quando, al contrario, è nascosta troppo dentro di noi, troppo dentro al nostro cuore e non trova mai degli spazi per uscire, per venire allo scoperto. Sappiamo che in questo tempo, nella nostra epoca, la testimonianza dei cristiani è messa un po' alla prova. È facile vergognarsi di essere e di dirci cristiani. È chiaro che a nessuno di noi è chiesto di fare il crociato. Non serve e non è necessario. Ma questo sì, dovremmo recuperare la capacità e la disponibilità di mostrare con la nostra vita quella vita piena, quella vita bella che Dio sogna di condividere con ogni uomo, ogni donna, con ogni persona sulla faccia della terra. Infine c'è un terzo aspetto: la fede può essere a metà anche quando accettiamo di vivere dei continui compromessi. Se ci pensiamo bene, ogni tanto diveniamo tutti un po' fanatici, inappuntabili, precisissimi su alcuni ambiti della fede, ma poi, nello stesso tempo, ci dimentichiamo o rifiutiamo decisamente altri
aspetti della fede. Scegliamo, potremmo dire così, solo quello che ci torna comodo, solo quello che ci è più utile. Capiamo che è un atteggiamento ambiguo. Con un'immagine potremmo dire che sarebbe come segare una gamba ad un tavolo e pretendere che questo stia comunque in piedi, stia comunque in equilibrio. Abbiamo iniziato il cammino della Quaresima, oramai diverse settimane fa, con un gesto, il gesto delle ceneri, che ci invita a riconoscere che siamo peccatori, bisognosi di conversione. Noi sappiamo che Dio ci perdona e ci dona la forza di tornare a Lui con tutto il cuore. Ecco, confrontandoci con la figura di Nicodemo, non abbiamo paura di mettere a nudo le nostre ambiguità. Non abbiamo paura di consegnare a Dio la metà brutta, potremmo dire così, della nostra fede. Facciamo insieme questo passo per recuperare una fede autentica, viva e feconda, che sarà certamente capace di trasfigurare il mondo, quello piccolo che ogni giorno frequentiamo e poi alla volta anche quello grande, universale. C'è poi un secondo aspetto che il Vangelo che abbiamo ascoltato può sollecitarci e lo prendiamo da quel riferimento che Gesù fa a un antico episodio dell'Antico Testamento. Questo serpente appeso ad un'asta di legno da Mosè che guariva dal morso dei serpenti. Fa riferimento ad un episodio che si trova nel libro dei Numeri, in cui il popolo di Israele, mentre cammina attraverso il deserto, comincia a lamentarsi con Mosè, ad accusarlo e ad accusare anche Dio. Ripensa con nostalgia al tempo dell'Egitto, in cui sì, eravamo schiavi, ma almeno avevamo un posto sicuro dove vivere. È uno schema tipico che ritorna ciclicamente nei racconti appunto dell'Esodo dall'Egitto fino alla terra promessa. E secondo questo schema, di fronte a queste accuse, a queste lamentele, interviene una sciagura. In questo caso un'infestazione di serpenti brucianti che mietono un sacco di vittime. Secondo lo schema, Dio interviene, si commuove e si muove a compassione del suo popolo e offre a Mosè e al popolo di Israele un rimedio. Comanda a Mosè di costruirsi un serpente di bronzo e di metterlo su un'asta. Chiunque, morso dal serpente, guarderà quest'asta, questo serpente di bronzo, guarirà e sarà salvo. Questo episodio viene raccontato nel libro dei Numeri e poi trova nel libro della Sapienza, molti secoli dopo, una interpretazione. Era un episodio che aveva segnato molto la memoria del popolo di Israele. E nel libro della Sapienza si afferma che non è il serpente a offrire la salvezza, non è un amuleto, qualcosa di magico, ma era Dio che si faceva prossimo a chiunque innalzava verso il serpente il suo sguardo e il suo cuore. Il libro della Sapienza dice: chi si volgeva a guardare il serpente era salvato non per mezzo dell'oggetto che vede, ma da te che sei il Salvatore di tutti. Gesù riprende questo stesso episodio e porta, potremmo dire così, alle estreme conseguenze, a compimento il simbolo, svelando il vero significato di questo oggetto. Sarà Lui, Gesù, il Cristo, a essere innalzato sul legno della croce e la salvezza sarà donata ancora una volta a quanti volgeranno su di Lui lo sguardo. Allora questo ci fa capire che la croce non è un amuleto nuovo e più potente di quegli antichi, non è un simbolo che serve a conquistare o a rendere sacro un ambiente. Essa piuttosto è, o dovrebbe essere, il punto di riferimento dello sguardo di ogni credente. Chi crede e guarda alla croce vede la sintesi della salvezza, quella salvezza che Dio ha operato in nostro favore donando Gesù, il suo figlio, il figlio incarnato. Proviamo anche qui a calare questo episodio, questo insegnamento nella nostra vita. Il serpente di bronzo aveva
il potere di guarire dai morsi dei serpenti. Ora è l'innalzato che salva chiunque si volge a lui da un veleno diverso, un veleno più pericoloso, più sottile, che è quello del serpente del peccato. L'orgoglio, le invidie, i risentimenti, le passioni sregolate, sono tutti veleni che ci rovinano l'esistenza e dai quali abbiamo bisogno di essere liberati. E solo lo sguardo rivolto a colui che è stato innalzato, Gesù Cristo, può curare dal veleno di morte che circola anche dentro al cuore dell'uomo. Ed è significativo che è guardando al crocifisso che noi possiamo essere salvati, perché guardando al crocifisso noi vediamo un uomo che fino all'estremo ha saputo vivere senza pretendere la salvezza, un uomo che non ha lasciato spazio a quell'istinto che c'è dentro ciascuno di noi ad autosalvarsi, un uomo che ha vissuto in pieno abbandono e nell'amore anche il dono della vita. È questo che ci salva, accogliere da Dio questa vita. E potremmo domandarci, quando guardiamo la croce, quando volgiamo il nostro sguardo al crocifisso, che cosa vediamo? Che cosa stiamo contemplando? Che cosa nasce nel nostro cuore? L'Evangelista sottolinea che la vita di Dio è donata a chiunque crede in Lui. Allora non si tratta solo di sentire compassione per Gesù, che peraltro è una compassione che può essere sincera e molto buona. Non basta sapere la storia di Gesù e la storia dei suoi dolori. Non ci si può fermare neanche al pentimento dei propri peccati, per quanto questo possa essere salutare. Nell'innalzato Gesù Cristo crocifisso noi dobbiamo credere, cioè dobbiamo scorgere con quel sentimento di gratitudine, di meraviglia e di stupore il dono più grande che Dio ha fatto a noi, la sua stessa vita. Una vita che l'Evangelista dice eterna, cioè definitiva, una vita che nessuno si può dare da solo, come nessuno può darsi la vita sulla terra, una vita che possiamo solamente accogliere, una vita che noi viviamo in Cristo e che ci rende realmente figli di Dio. Facciamo un ultimo passo e lo prendiamo accennando ad un tema che emerge dalla fine del discorso di Gesù, quando Gesù introduce il tema del giudizio. Noi tutti ricordiamo l'episodio grandioso, quel grande affresco che Matteo fa nel suo Vangelo di quel giudizio finale in cui il figlio dell'uomo si erge a giudice e divide i capri dalle pecore, i benedetti dai maledetti. Matteo pone il giudizio alla fine della storia, in un tempo lontano, e in questo modo vuole sottolineare che la storia ha una direzione. La storia avrà un traguardo, la storia avrà un compimento, che tutta la storia, potremmo dire così, è tesa verso l'incontro con Dio. L'Evangelista Giovanni, quando parla di giudizio, non lo mette alla fine della storia, ne parla in modo diverso e lo mette, potremmo dire così, nel presente. Non è l'ultimo atto della storia, il sipario, ma è qualcosa che avviene volta per volta. Qualcosa che si costruisce giorno per giorno, dicevo, nel presente, attraverso le scelte, le decisioni che concretamente ogni giorno noi prendiamo. Per certi aspetti credo che noi sentiamo che questo modo di intendere il giudizio è qualcosa di più vicino alla nostra sensibilità. Non è Dio che si pone a giudicare, ma è l'uomo che con le sue scelte, con la sua libertà, decide di sé. Dio allora non offre semplicemente premi e punizioni, ma semplicemente propone una salvezza in modo gratuito e l'uomo può decidere se accogliere questa salvezza
oppure rifiutarla. Ancora una volta intuiamo come Dio si fida di noi. Dio ha a cuore la nostra libertà e accogliere la vita di Dio, diventare suoi figli, come dicevamo prima, significa accettare di entrare in questa relazione libera con Dio, una relazione fatta di responsabilità, che quindi dà valore alle nostre scelte, alle nostre azioni. Noi non siamo, insomma, semplici esecutori dei comandi che ci vengono da Dio, che ci vengono da lontano, ma interpreti del suo volere, strumenti, potremmo dire così, capaci di mettere nel mondo, di infondere nel mondo, di iniettare nel mondo il vaccino dell'amore di Dio. Tutto questo non può essere chiaramente una questione di principi, di begli ideali. Se facciamo attenzione al testo, c'è un particolare molto curioso. Le opere buone e le opere malvagie non sono la conseguenza dell'avere accolto o non avere accolto la luce di Cristo, ma sono la premessa per poterla accogliere. Leggiamo infatti che gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Troppo spesso, io credo, abbiamo inteso la nostra fede come un bagaglio di conoscenze da apprendere prima di agire, una sorta di libretto di istruzioni, senza il quale sarebbe impossibile andare in paradiso. Ma tutti noi credo che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che questo ha poco successo, ci aiuta poco, perché per quanto io sappia come mi devo comportare, non è detto che scelga di comportarmi in quel modo. Allora anche qui l'invito del Vangelo è a cambiare prospettiva. Dobbiamo riscoprire giorno per giorno quali sono quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quelle azioni, quelle scelte che ci aiutano a stringerci a Dio, che ci aiutano a stringere una relazione autentica con Dio. Quali azioni lasciano trasparire nella nostra vita quotidiana quell'amore che abbiamo contemplato nel crocifisso risorto e che ci ha raggiunto e che in qualche modo ha cambiato o sta cambiando la nostra vita. La fede ci assicura e ci dona sempre la speranza che il mondo si può salvare. Per questo Dio ha mandato sulla terra suo Figlio. E noi, come comunità dei credenti, come Chiesa, siamo gli strumenti di questa salvezza. E il mondo quindi si potrà salvare se ci sarà una comunità, anche piccola, capace di rendere presente la vita dei figli, la vita di Dio in mezzo al mondo. Una comunità disponibile ad accogliere dentro alle relazioni che normalmente vive quell'amore, quella libertà, quella grazia che il Signore dona ad ogni uomo e che deve diventare, che può diventare un'accoglienza verso le gioie, le speranze, i dolori e le attese del mondo intero. Questo è il cammino che il Signore ci mette davanti, un cammino che parte da ciascuno di noi, compiendo giorno per giorno piccoli passi possibili di conversione. Buon cammino verso la Pasqua, il Signore ci custodisca e ci benedica. Non sono degno di essere qui, ho abbandonato la tua casa, ho dissipato i tuoi beni.